Buonasera, siamo qui con Bartolomeo Stigazzi Punzi Punzi. Buonasera. Purtroppo siamo scorrentati, come potete vedere, e le bollette sono alle stelle. Come mai? Di chi è la colpa? Ma principalmente la colpa è solo nostra perché siamo dei gran coglioni che senza fare nulla lasciamo che tutto ciò avvenga. Eppure Draghi ha emesso il decreto energia. Beh certo, hanno portato il gasolio da 1,40 a 2,39 €, lo abbasseranno forse di 20 centesimi, si potranno rateizzare le bollette da 700 €, un po' come prendere questa pallina e infilarla su per il culo e vedere che praticamente il suo diametro è ormai largo abbastanza, ecco. Molto bene, certo, si può affermare quindi con tranquillità che questa classe politica trasuda di mafia. Sto puzzando anch'io, ho usato uno Chanel strage di Capaci, ma forse ci vorrebbe un deodorante via D'Amelio. Si può affermare tranquillamente che in Italia si legifera seguendo le istruzioni mafiose? Ma certamente, e non solo destra piuttosto che sinistra, ma ambedue i partiti partecipano che attivamente o passivamente alla cosa. Insomma, una volta che si arriva lì dentro si è sempre ostaggi di questo pappello, ecco insomma. Ma io adesso prendo questa spranga e voglio vedere se riesco a colpirla, come perché sarebbe? mi sta sembrando una sorta di ologramma. Ci ecco. provi, Lei è qui, non si capisce. Mi sta facendo uno scherzo, ma che è? Fantasma formaggino, non si capisce, signor Ciano Galattico. Dispertati. Ecco, io volevo solo rappresentare lo statuto speciale sardo, che ecco, c'è ma non è tangibile, insomma. Molto bene, grazie, arrivederci.